Bene raga, c'è il comandone veneziano, siamo sul Fantacalcio comundiano e finalmente ritorno a postare i video perché tre problemini che ho avuto con l'ernia, anzi problemoni e tutto il resto, insomma mi sono un attimo dimenticato, però chiaramente il Fantacalcio ha continuato, è stato anche il primo colpo di scena, il primo esonero, l'allenatore di Orco Giuda è stato esonerato per gli scarsi risultati, in realtà non è così, però cerchiamo di rendere tutto il più reale possibile. E al suo posto c'è un nuovo mister, però Orco Giuda per il momento non ha ancora risollevato la sua situazione con ancora nessuna vittoria e 4 punti in classifica. In questo momento Orco Giuda è proprio un fanalino di coda. Allora, come potete vedere, l'Atletico mai stato, il Bode è in una fuga incredibile con 30 punti, però al secondo posto finalmente si è messo, cioè c'è il Comendone veneziano, dominatori sexy, finalmente sono riuscito a ottenere il secondo posto con una bella serie di vittorie. Devo anche dire che ho di gran lunga la miglior difesa con 18 gol subiti, però come attacco ne ho solo 26, ci sono molte squadre davanti a me. Il problema è che il Bode ha una difesa diciamo media, però un attacco devastante, 50 gol fatti con 24 reti differenti, cioè è una roba devastante. In questo momento il Bode è proprio in una fuga senza fine, insomma. E tranquillo qualificato alla Champions ormai perché mancano insomma non tante giornate a fine di non è d'andata e da tantissimi punti addirittura. E sì, no, beh, ciao, è proprio è in fuga per assolutamente per il Champions League, già quasi matematicamente qualificato. Al terzo posto poi c'è il Polevangai, che sta facendo anche lui un bellissimo campionato, e poi Atletico Torino ultimo per la qualificazione alla Champions, e ha comunque anche lui parecchi punti di vantaggio, cioè parecchi, 44 punti di vantaggio su Acipicchia, poi di Real Guinda, Aciparva e come detto Orco Giuda 4 punti. Come possiamo vedere nel calendario, noi l'ultima giornata che vi ho fatto vedere mi sembra c'è stata questa, il 0-0 proprio contro il fanalino di coda Orco Giuda, e poi insomma siamo andati avanti così con una sconfitta col Bode, e dopo mi sembra che sia iniziata proprio dalla sconfitta che il Bode, la ripresa comendiana con un 6-5 clamoroso con il Poleiman. Poi siamo andati a vincere in casa di Acipicchia, siamo andati a vincere con Atletico Tonino, pareggio con Acipadova, e poi abbiamo fatto la vittoria con Real Guida 1-0 streaming zitto, ma pur sempre 1-0. Nella prossima giornata ci sarà proprio il fanalino di coda Arco Giuda contro i dominatori sex, abbiamo pareggiato l'andata, speriamo, contro l'ultimo di portare a casa di 3 punti. Poi Real Guida, Poleiman, Acipadova Cipicchia, Atletico mai stato, Atletico Torino. Vediamo se la corsa del Bode si fermerà, anche perché la prossima è proprio il big match della 14ª, dominatori Atletico mai stato. E niente raga, questo è il Fantacalcio, sta andando veramente bene, ci stiamo divertendo tantissimo. Il prossimo anno ci sarà l'asta, quindi speriamo di avere altra gente per fare l'asta su Skype tutti insieme. Il Fantacalcio sta andando bene, veramente, ci stiamo divertendo tantissimo, e niente Fio, la prossima giornata, eh, cioè, veramente insomma, cioè, il Bode è l'unico ancora imbattuto, e prima o poi dovrà fermarsi un po' questa corsa devastante. È vero che c'ha Mertens, Icardi e Immobile, che diciamo che in questo momento soprattutto Immobile e Icardi hanno proprio, essendo una stagione devastante, Immobile è la migliore in carriera, però il Bode per il momento si sta comportando bene ed è primo nello score, primo nelle vittorie, l'unico imbattuto, miglior gol fatti e miglior differenza reti. L'unico difetto è la difesa, però insomma in questo momento il buon Atletico merita i punticini che ha e merita il primo posto, insomma. Però io sono sempre là pronto a rompere le balle, anche se il match con Orco Giuda mi spaventa alquanto, perché contro l'ultima di solito è pericolosa, contando anche che proprio il Bode, la sua bestia nera della Guinda, che ha pareggiato 2 volte, comunque è terzultimo, quindi è un fantacalcio pieno di incognite. Non è ancora finita comunque, perché basta un infortunio, basta un qualcosa e può cambiare tutto. E poi c'è anche il mercato di gennaio che può rivoluzionare tutto, ma questo lo spiegheremo in un altro video. Raga, un saluto dal comandone veneziano e niente fiori. Alla prossima, ciao!